Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Iniziamo con la cronaca. 8 colpi sparati tra la folla da un sicario giunto in auto appositamente per far fuori Francesco Ilardi, 52 anni, allevatore avicolo, assassinato nel tardo pomeriggio di ieri ad Aci Sant'Antonio nel Catanese. Un vero e proprio agguato. Ilardi, colpito da una pioggia di proiettili, ha cercato di raggiungere la sua auto, una Fiat Bravo, parcheggiata poco distante, per rifugiarsi. 2 dei colpi sparati lo hanno raggiunto alla schiena. La corsa in ospedale ad Acireale è risultata vana. I carabinieri della compagnia locale e il comando provinciale di Catania sono al lavoro per ricostruire la vicenda, le frequentazioni della vittima e il movente. Arresti in corso a Catania, 10 misure cautelari sono a carico di soggetti catanesi nell'ambito dell'operazione denominata Fora, che vede impiegati gli agenti della Polizia di Stato di Enna. Gli indagati dovranno rispondere di commissione in concorso tra loro di reiterati delitti di furto di autovetture avvenuti nelle province di Enna, Caltanissetta, Messina, Catania e Siracusa nei mesi tra febbraio e aprile del 2022. I militari del comando provinciale e il reparto operativo aeronavale di Palermo hanno arrestato 3 cittadini italiani e sequestrato 4 tonnellate di tabacchi importati illegalmente dal Nord Africa, oltre alla barca utilizzata per il trasporto nell'ambito di un'operazione contro i traffici illeciti via mare. L'intervento si è svolto nella zona costiera di Marsala. La merce illecita destinata al mercato siciliano avrebbe fruttato al dettaglio introiti per oltre 600.000 euro. La piattaforma di consegna di cibo Foodis, attiva a Catania dal 2016, ha deciso di sospendere l'attività, lasciando senza lavoro circa 40 persone che ora rischiano la perdita definitiva del loro impiego. La maggior parte di queste persone sono rider e avevano contratti di prestazione occasionale. Molti rischiano anche di non percepire l'indennità di disoccupazione e la denuncia del sindacato. Con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci.